Buongiorno, benvenuti e ben ritrovati. Oggi è martedì 24 febbraio 2026. Il sole sorge alle 6:38 e tramonta alle 17:49. La luna si leva alle 4:28 e cala alle 13:36. Oggi si celebra San Mattia. Il nome Mattia ha origine ebraica e significa dono di Dio. Il 24 febbraio si celebra il World Bartender Day, un tributo all'arte e alla maestria dei professionisti della mixologia, riconosciuto ufficialmente dal 2018. La professione affonda le radici nell'antichità. La sua figura più emblematica è Jerry Thomas, che pubblicò nel 1862 la prima guida storica sulla miscelazione delle bevande. Il primo festeggiamento di oggi è Alessandro Gassman, che spegne 61 candeline. Figlio d'arte, ha seguito le orme del padre Vittorio, diventando uno degli attori più apprezzati del cinema italiano. Ha debuttato a 17 anni nel film di padre in figlio e da allora ha recitato in numerosi film e serie TV di successo. Il secondo festeggiato di oggi è Gigi D'Alessio, che compie 59 anni ed è il simbolo della musica napoletana nel mondo. Ha ricevuto il premio Napoli Città della Musica e il titolo di ambasciatore della musica napoletana nel mondo. La sua voce è inconfondibile e rievoca i suoni e i colori della sua terra. Ha venduto oltre 30 milioni di dischi e ha fatto innamorare il pubblico con la sua Un nuovo bacio. Il terzo è Salvatore Aranzulla, che compie 36 anni. È il nostro guru dell'informatica, sempre pronto a risolvere i nostri problemi tecnologici. Ha iniziato a 11 anni con il suo primo computer e da allora non si è più fermato. Ha creato il suo blog, che conta decine di milioni di visitatori mensili, e gli ha fruttato una fortuna, trasformando la sua passione in una professione di successo. Un bambino orfano allevato da dei frati che diventa amico di Gesù. Questa è la storia di Marcellino Pane in Vino, il film che uscì al cinema il 24 febbraio 1955. Il film era tratto dal romanzo di José María Sánchez Silva, uno scrittore per l'infanzia. Il protagonista era Pablito Calvo, un attore bambino che commosse il mondo con la sua dolcezza. Il film ebbe un grande successo e vinse una menzione speciale al Festival di Cannes. Inoltre ispirò molti altri film e cartoni animati e fece vendere milioni di copie del libro. Lo sapevate che la partita di calcio con il maggior numero di spettatori registrati in tutti i tempi è la finale della Coppa del Mondo FIFA del 1950? Si giocò tra il Brasile e l'Uruguay, passata alla storia come il Maracanazo, allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro. Fu seguita da un pubblico stimato ufficialmente di 173.850 paganti, ma si ritiene che in realtà ci fossero quasi 200.000 persone all'interno dello stadio. Era un visionario, un creativo, un leader. Stiamo parlando di Steve Jobs, il fondatore di Apple, la società che ha rivoluzionato il mondo dell'informatica e dell'elettronica. Nasce a San Francisco il 24 febbraio 1955 e viene dato in adozione. Cresce nella Silicon Valley tra tecnologia e controcultura. Lascia il college e lavora per l'Atari, dove incontra Steve Wozniak, il suo socio in affari. Insieme, infatti, nel 1976 creano il primo personal computer e fondano Apple. Da allora diventa un guru e un modello per milioni di persone che lo seguono fino alla sua morte nel 2011 per un cancro al pancreas. Steve Jobs è il genio che cambia il mondo con la sua mela. Demostene e Cicerone. Demostene era un greco che attaccava con parole dure Filippo II, il re di Macedonia, che minacciava Atene. Cicerone invece era un romano che faceva lo stesso con Antonio, uno dei tre che aveva diviso il potere dopo Cesare. Le loro orazioni contro i nemici si chiamavano filippiche. Oggi si dice che qualcuno fa una filippica quando fa un discorso molto critico e arrabbiato contro qualcuno. A volte si usa anche per scherzare, quando qualcuno esagera nel rimproverare o nel lamentarsi. Oggi vi presentiamo Anthony Burgess, uno dei più grandi scrittori inglesi del secolo scorso. Era un uomo dalle mille sfaccettature, critico, studioso, compositore, sceneggiatore, ma è famoso soprattutto per un libro, Arancia Meccanica. Un romanzo che scatenò polemiche e scandali soprattutto per il film che ne fece Stanley Kubrick.
Arancia Meccanica nacque da un dramma personale. La moglie di Burgess fu violentata da dei soldati americani e perse il bambino che aspettava. Tra l'altro scrisse il libro nel 1962, quando gli dissero che aveva un cancro al cervello e che gli restava poco da vivere. In realtà si sbagliavano, ma lui non lo sapeva e forse è per questo che scrisse con tanta forza e passione. Ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma anche per quello che non facciamo. Una cosa di certo posso consigliarvela io ed è di continuare a seguirci anche domani se volete restare sempre aggiornati. Quindi appuntamento a domani e buona giornata dalla vostra Gioire.